arresti 17 indagati, perquisizione del sequestro di una cava, l'operazione del NOE per traffico illecito di rifiuti tra Paese e Cison di Valmarino, coinvolto anche un carabiniere. La testimonianza di un residente di Preganziol che lunedì notte si è trovato a tu per tu con il ladro entrato nella sua camera da letto ed è riuscito a farlo scappare. Restano paura e rabbia. Infiltrazioni d'acqua in un cavo TIM lungo 70 metri, disagi per le utenze in centro a Treviso, tecnici al lavoro per ripristinare la normalità. Riapertura dei varchi ZTL a partire da Ponte San Francesco, la creazione di una cabina di regia permanente con gli esercenti, il ripensamento degli eventi, le novità annunciate ieri sera 20:10 dal vice sindaco De Checchi. Venerdì nel Duomo di Treviso i funerali di Carlo Benetton, una giornata di lutto nelle aziende del gruppo, il ricordo del figlio. Bimba colpita da tubercolosi ricoverata al Cafoncelo, la piccola di Messa, ma scatta il controllo tra compagni e insegnanti dell'asilo. Rette delle case di riposo, la CGIL di Treviso denuncia un sistema diversificato da struttura a struttura per quanto riguarda le quote deducibili, l'appello alla Regione. Si chiama Giulia Dota, una giovane neolaureata trevigiana che una settimana fa ha discusso una tesi proprio su Antenna 3. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'operazione dei carabinieri del NOE di Treviso sul traffico illecito di rifiuti, 17 gli indagati, sequestrata una cava e 9 camion. Sentiamo. Rifiuti speciali contenente fluoruri, anziché essere smaltiti in maniera corretta, venivano interrati in una cava. Blitz dei carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti che ha portato all'esecuzione di 2 arresti ai domiciliari, alla denuncia di 10 persone, a 4 misure interdittive nel settore della gestione e del trasporto dei rifiuti. Sequestrata l'ex cavalotta Cison di Valmarino e i 9 camion utilizzati per il trasporto. L'indagine è partita l'anno scorso dai lavori di bonifica dell'ex fonderia Montini di Paese da parte della Ecostile di Pordenone, ma plesso operativo a Gorgo al Monticano. Il materiale, un misto di terra, rocce e scorie di fonderia contenenti fluoruri, anziché finire nella discarica Forcal di Vittorio Veneto, autorizzata allo smaltimento di queste sostanze, veniva illecitamente sotterrato nell'ex cava di Cison, in località Formesin, un sito in corso di sistemazione da parte della FAL di Pieve di Soligo e che poteva essere riempito solo con materiale inerte. Coinvolte nell'inchiesta anche le ditte di trasporto del materiale, una di Quinto, l'altra del Veneziano, che redigevano false annotazioni sui registri di carico-scarico e fornivano autisti compiacenti. 41 i viaggi incriminati per 1640 tonnellate di rifiuti gettati nella cava, trasformata di fatto in una discarica abusiva. Un giochetto che, secondo gli inquirenti, ha consentito notevoli vantaggi alle ditte coinvolte: 30.000 euro risparmiati con lo smaltimento illegale, più altri 215.000 euro di profitti per la FAL, derivanti dall'avere conferito nella cava altre 53.000 tonnellate di rifiuti d'edilizia che non avrebbero potuto essere smaltiti lì. Ai domiciliari sono quindi finiti l'amministratore delegato di Ecostile, 47 anni di Ponte di Piave, il responsabile dei lavori di riempimento della cava di Cison, 41 anni di Follina, interdizione delle attività di gestione dei rifiuti per i rappresentanti legali delle ditte di trasporto, per il gestore della discarica di Forcal, 59enne di Torre di Mosto, e per un altro socio della Ecostile, 54enne di Gorgo. Indagati a piede libero infine 10 autisti dei camion che hanno effettuato, consapevolmente secondo i carabinieri, i trasporti illeciti. Nei guai è finito anche un appuntato dei carabinieri del NOE di Treviso, accusato di avere fornito informazioni sull'indagine ad alcuni degli indagati. Il militare è stato sospeso per 4 mesi. I legali delle persone coinvolte preparano la difesa. Noi siamo tranquilli e sereni che possiamo scaricare tranquillamente quelle terre e noi scarichiamo terra da scavi e rocce. Loro ci contestano il contrario e comunque noi siamo sereni, vedremo alla fine. Ed ora la testimonianza di un uomo che lunedì notte si è trovato a tu per tu con un ladro entrato nella sua camera da letto. Sentiamo. Tanta paura e dopo adesso la rabbia. Per fortuna ero a casa da solo con i 3 figli e la moglie. Quella è la cosa più bella.
Sentimenti contrastanti per Marco Racchello, che abita a San Trovaso di Preganziole e che nella notte tra lunedì e martedì ha vissuto un'esperienza che difficilmente potrà dimenticare. Mi sono svegliato di colpo dal letto perché mi sono trovato praticamente un ladro in camera mia. Ho visto solamente sta lucina che mi puntava addosso e da là mi sono svegliato di colpo. Uno shock che dura pochi secondi, poi Racchello reagisce. Ho iniziato a urlare con il dietro, sono arrivato giù dalle scale, ho preso il manico dell'aspirapolvere e sono andato fuori. Stando alle impronte di fango rinvenute la mattina successiva sul marciapiede, 2, forse 3 malviventi che si sono introdotti nell'abitazione. Prima hanno tentato di forzare una finestra, non riuscendoci, sono entrati dal portone del garage, dove dormiva il cane, che però non ha reagito. Probabilmente o gli hanno fatto qualcosa, ne hanno spruzzato qualcosa, era un po' assonnato. Alla fine la banda è scappata portando via 150 euro in contanti, un cellulare e le collanine d'oro dei figli. Un vicino ha raccontato a Marco Racchello che la stessa notte sconosciuti si sono introdotti anche nella sua proprietà. Sul mio orto qua dietro mi hanno rubato un'anguria e 4-5 pomodori, si sono messi a mangiare là sul campo. La zona è sempre più spesso presa di mira dai ladri e tra i residenti cresce la preoccupazione. Teniamo le porte chiuse, luci accese e sperando che sti gente poca seria vada a fare qualcos'altro. Ora Marco Racchello, ripensando a quanto accaduto, è consapevole del pericolo corso. Da incosciente gli ho corso dietro, a tutt'oggi a mente fredda ho sbagliato completamente a fare sta azione. Se avevano qualcosa in mano potevano avermi picchiato, avermi fatto qualcos'altro. Un richiedente asilo, 23 anni, nigeriano senza fissa dimora, arrestato ieri sera dalla polizia dopo una violenta colluttazione con i poliziotti. L'equipaggio stava transitando in via Roma quando ha notato un gruppetto di giovani di colore che, vista la pattuglia, cercava di dileguarsi per sottrarsi al controllo. Gli operatori raggiungevano quindi uno dei giovani del gruppo, che si mostrava riluttante ed era particolarmente agitato. Alla richiesta di controllo da parte dei poliziotti, il 23enne ha iniziato a spintonare gli agenti per poi proseguire sferrando nei loro confronti calci e pugni. Solo a fatica i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, trovandogli addosso 9 involucri di marijuana. Baby gang in azione sul treno Udine-Mestre, Parapiglia alla stazione di Conegliano, denunciati 7 giovani, altri 4 in corso di identificazione. Sentiamo. La scena è quella purtroppo già vista altre volte a bordo dei treni del Veneto, una gang di ragazzi esagitati che semina il terrore tra i passeggeri con minacce, spintoni, urla, sbattendo porte, correndo tra i vagoni con atteggiamento sprezzante e strafottente nei confronti di chiunque si trovi nelle vicinanze. Violenti e menefreghisti, visto che anche quando un anziano al loro passaggio viene spinto e cade a terra ferito, non si fermano a soccorrerlo. È accaduto sabato sera alla stazione di Conegliano. La gang di giovani, tra loro anche una ragazza di 18 anni, viene notata dagli agenti della Polfer di Udine in servizio di scorta al treno regionale Udine-Mestre delle 21. I poliziotti intervengono subito, bloccano i ragazzi, tutti peraltro senza biglietto, li fanno scendere. Sono 11 nel Parapiglia sul binario, 4 riescono a scappare, 7 vengono bloccati ed identificati grazie anche al tempestivo intervento di un'altra pattuglia del commissariato di Conegliano. Si tratta di giovani di età compresa tra i 17 e i 21 anni, tutti stranieri di varie nazionalità, molti con precedenti, compresa l'unica ragazza del gruppo che ha una sfilza di reati ed episodi di bullismo alle spalle. I giovani sono stati denunciati per vari reati, compresa l'omissione di soccorso, dato che nessuno di loro si era premurato di aiutare l'anziano spinto e caduto a terra. L'uomo, nel frattempo soccorso da una passeggera, è stato portato al pronto soccorso e medicato. La prognosi è di 5 giorni. Ora sono in corso le indagini per arrivare all'identificazione dei 4 giovani che sono riusciti a scappare. Tecnici della TIM stanno intervenendo a Treviso per riparare un cavo danneggiato da infiltrazioni d'acqua che serve alcune utenze del centro città. Per risolvere il problema, informa la società in una nota, è necessaria la sostituzione di una tratta da 70 metri di cavo. Subito dopo la posa inizieranno le operazioni di giunzione dei singoli collegamenti coinvolti. Al momento i tempi di ripristino non sono quantificabili anche a causa della complessità
necessità dell'intervento. E restiamo ora in città per parlare di commercio e ZTL. Ieri sera ospite a 20:10 il vice sindaco e assessore alle attività produttive Andrea De Checchi ha illustrato le ultime novità. Sentiamo. Rivedere completamente la politica dei varchi, riaprirli, partiremo a breve con il Ponte San Francesco, quindi a breve riapriremo il Ponte San Francesco, molto rapidamente, quindi non escludo che per la fine di luglio possa essere già riaperto. Il piano è pronto, l'operazione smobilitazione delle ZTL parte a fine mese, uno dei cavalli di battaglia della nuova amministrazione in campagna elettorale sul fronte del commercio e delle attività produttive. Deleghe in mano al vice sindaco Andrea De Checchi, ospite di 20:10 ieri sera. Dopo Ponte San Francesco vi saranno le ulteriori riaperture, quindi andremo a chiudere sostanzialmente le telecamere. Il tema vero sarà capire se o come tenere aperti in determinati momenti o in determinate ore le telecamere, cioè creare una città che sia assolutamente vivibile, che possa in qualche modo garantire la piacevolezza di un evento, ma che la piacevolezza di un evento, la piacevolezza della frequentazione non diventi un ostacolo alla frequentazione della città. Il percorso è chiaro. Il grande errore della Giunta Vanildo, dice, è stato quello di pensare all'utopia della città vivibile senza programmarla per gradi. Ecco perché il punto da cui partire con i commercianti deve essere il dialogo. Già dalla settimana prossima cominceranno i primi incontri e ripeto, con incontri voglio essere molto chiaro, si parla di associazioni di categoria, ma si parla anche di quelle associazioni magari spontanee di commercianti che in un ambito più ristretto si siano in qualche misura organizzati. Non basta, nascerà un vero tavolo di concertazione con gli esercenti. Una cabina di regia e anche una stanza di compensazione di quelle che possono essere le varie criticità che in questo mondo possono aversi. Questa cabina di regia potrebbe essere una cosa permanente poi? Sì. Diventerà una struttura permanente? Sì, penso di sì. E poi strettamente legata alla questione eventi, De Checchi annuncia la creazione di un pool interdisciplinare di assessori per scegliere con cura le manifestazioni più adatte con determinate caratteristiche. Devono essere eventi di qualità, devono portare valore aggiunto alla città e al suo tessuto economico, non devono essere confliggenti l'uno con l'altro, non devono creare concorrenza ai nostri commercianti e ai nostri artigiani e, per essere espliciti, mai più città chiusa per 2 o 3 weekend consecutivi completamente inibita, assolutamente privo di senso. Non vogliamo più vedere cose imprestate, cose che si trovano ovunque, cose che, o eventi che nulla hanno se non forse la soddisfazione di qualche organizzatore. Uno su tutti, il market temporaneo organizzato dall'allora assessore Camolei sotto Natale. Non voglio più vedere, non vogliamo più vedere supermercati in Piazza Borsa. Ed ora la scomparsa di Carlo Benetton. Venerdì alle 10 in Duomo sono stati fissati i funerali, mentre per quella giornata si fermeranno gli stabilimenti di Castrette, di Ponzano e le attività di Villa Minelli. Un papà davvero speciale, lo descrive a nome di tutti i figli il primogenito Massimo, che abbiamo avvicinato oggi pomeriggio. Cosa vorrebbe che la città ricordasse di suo papà? Una bella persona. Una bellissima persona, onesta, seria e che rispettava il prossimo. È in fondo il testamento morale di Carlo Benetton, raccontato dal suo primogenito Massimo, che con i fratelli Andrea, Cristian e Leone e tutti gli altri componenti della famiglia Benetton si sta preparando all'ultimo saluto di venerdì mattina in Duomo a Treviso. Un dolore composto, lo stesso che si percepisce guardando Villa Rosa, l'abitazione che papà Carlo ha scelto come ultima dimora. Vicino a Porta San Tommaso, vicino alla sua Treviso, la città che amava e dove ritornava dopo mesi e talvolta anni all'estero. Era un appassionato e amava la natura, infatti ha trascorso parte della sua vita in Argentina con le aziende terriere, di recente poi ha fatto altre cose anche al sud Italia, in Ungheria, eccetera, sempre in mezzo alla natura. Una passione che si è concretizzata in aziende agricole, in Patagonia come in Ungheria e ultimamente nel Lazio e in Campania, dove ha rilanciato importanti imprese come la Maccarese o la Cirio. Tutto nella discrezione che lo identificava tra i 4 fratelli della dinastia di Ponzano. Sappiamo che tutte le persone che l'hanno conosciuto
lo ricorderanno come una persona sincera, come una persona onesta, come una persona che amava tutto quello che faceva. Carlo aveva trovato nella terra il collegamento con l'attività che con gli altri fratelli Luciano, Gilberto e Giuliana l'ha reso famoso nel mondo. E non a caso non c'è continente dove la notizia della sua scomparsa non sia arrivata. Venerdì, giorno dei funerali, le aziende Benetton si fermeranno per ricordarlo, in particolare l'Olympias, dove aveva sviluppato con puntigliosa attenzione il processo produttivo del gruppo. Era un perfezionista e tutto quello che lui riusciva a fare lo faceva sempre dando il massimo della serietà. Se e quando per caso perdeva la pazienza lo faceva sempre da signore, anche con le persone sotto di lui o a fianco di lui. Ecco, quindi questo è importante, ma siamo sicuri che chi ha condiviso con lui i momenti lo ricorderà così. Cosa porterà con sé di suo papà? Tante cose, tante, troppe, non potrei raccontarvele tutte, ma una era come lui affrontava le cose, come andava a fondo nelle cose e come voleva riuscire a risolverle. Torniamo ora a parlare di alternanza scuola-lavoro dopo le polemiche dei giorni scorsi. Secondo Un'Industria Treviso è un'opportunità da cogliere sia per i ragazzi che per le imprese. Sentiamo. Dire che l'alternanza non sia valida non mi trovo d'accordo, nel senso che questi sono percorsi, l'alternanza scuola-lavoro, che avvicinano il mondo della scuola con il mondo dell'impresa. È un bel sistema, una bella opportunità, un bello strumento che deve essere colto da tutti. Un'opportunità da cogliere anche per colmare il gap tra domanda e offerta nell'istruzione tecnica. Così Un'Industria Treviso si schiera a sostegno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro dopo la polemica innescata dalla lettera dell'imprenditore Lenzini sull'impreparazione degli stagisti al punto da non volerne più nella sua azienda. Secondo l'Associazione degli Industriali della provincia di Treviso, invece, l'alternanza scuola-lavoro è strategica per il futuro delle imprese e per il loro ruolo sociale. Certo, è un progetto impegnativo per le aziende come per le scuole, introdotto da pochi anni e quindi sicuramente migliorabile, ma secondo Un'Industria rappresenta un'opportunità importante per i benefici che può portare agli studenti tanto quanto alle stesse imprese. Non sempre si ritrovano subito, perché i ragazzi che vengono durante il percorso magari sono troppo giovani e non hanno ancora tutte le competenze che servono a noi, diciamo, all'interno della nostra struttura, ma hanno modo di maturarle durante, diciamo, il loro percorso formativo. Dà modo ai ragazzi di capire se quella realtà può essere effettivamente la realtà nella quale poi un domani vorranno cimentarsi e continuare il loro percorso, diciamo, anche lavorativo, oppure se effettivamente è stato un percorso non proprio, diciamo, così brillante, magari anche dirottare i propri studi in altri ambiti. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale del Veneto del 17 gennaio 2017 che prevedeva multe nei confronti di chi disturba l'attività dei cacciatori. La norma, che modificava una legge sulla caccia del 93 e sulla pesca del 98, aveva introdotto sanzioni da 600 a 3.600 euro per chi poneva in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali potesse essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia, oppure recasse molestie ai cacciatori nel corso della loro attività. Lo stesso nei confronti di chi disturba i pescatori. Il governo aveva impugnato il testo davanti alla Consulta nel marzo del 2017, ritenendo che esso invadeva la competenza statale in quanto trattava condotte riconducibili all'ordine pubblico e alla sicurezza su cui lo Stato ha potestà esclusiva. In particolare le condotte oggetto della legge sono riconducibili al reato di molestia o disturbo previsto dall'articolo 660 del Codice Penale. Altri rilievi riguardano i termini generici e privi del sufficiente grado di determinatezza con cui vengono descritte le condotte punite ed infine la sproporzione delle sanzioni amministrative superiori ad altre già previste in materia dalle stesse leggi venete. Bambina colpita da tubercolosi, controlli precauzionali su compagni ed insegnanti. Sentiamo.
Caso di tubercolosi nella Marca trevigiana, ad essere colpita una bambina che frequenta una scuola dell'infanzia a Treviso. L'US2 assicura che si tratta di un caso a bassissima contagiosità di origine familiare e che la bimba, che era ricoverata dal 25 giugno al Caffoncello, oggi potrà far ritorno a casa. Nel frattempo l'azienda sanitaria trevigiana ha richiamato tutti coloro che sono venuti a contatto con la piccola. Data la chiusura estiva dell'asilo, l'ULS ha dovuto inviare una lettera o telefonare alle persone, 25 in totale tra bambini e insegnanti, che verranno ora sottoposti al test di Mantù. Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi, tra pochissimo parleremo delle rette delle case di riposo. Rieccoci in diretta con il TG di Treviso, parliamo ora di rette nelle case di riposo perché la CGIL di Treviso denuncia un sistema diversificato per quanto riguarda le quote deducibili al momento della dichiarazione dei redditi. Capiamo meglio di che cosa si tratta nel prossimo servizio. Ci sono circa 35.000 persone in Veneto e oltre 5.000 a Treviso che hanno praticamente una condizione di calcolo della deducibilità rispetto alla retta che pagano che ha 400 variabili. Sono state le segnalazioni fatte alla CGIL da parte di una decina di familiari di altrettanti anziani ospiti di case di riposo del Veneto ad evidenziare come, in base alla retta pagata, vi fossero quote di deducibilità da portare in sede di dichiarazione dei redditi diverse da struttura a struttura. Questo ha spinto il sindacato ad approfondire raccogliendo informazioni dalla banca dati dei CAF. Ogni casa di riposo stabilisce la sua quota sanitaria in ragione a come è organizzata, a che tipo di contratto ha. Ci troviamo con case di riposo dove si può portare in deducibilità 2.000 euro e altre si arriva fino a 10.000, quindi c'è una forchetta troppo ampia. Quote diverse da portare in deduzione dunque e di conseguenza anche vantaggi fiscali diversi per gli anziani e le loro famiglie. L'appello che fa ora la CGIL è di uniformare in tutte le strutture questa cifra come già accade in Emilia-Romagna o in Lombardia. Il sindacato ha intenzione di chiedere a tutte le case di riposo di rendere noto nella carta servizi il sistema di deducibilità adottato. E si dà la certezza al cittadino quando sceglie la casa di riposo che sa perfettamente quanto ha di impegnativa perché mette la regione la quota, quanto deve pagare come singolo, ma anche quanto può portare in deducibilità e lo deve sapere prima di fare la scelta, non dopo. Ma è soprattutto alla politica regionale, sia maggioranza che opposizione, che la CGIL si rivolge perché venga trovata in tempi brevi una soluzione. Che parta dai costi standard dell'attività sanitaria che si svolge nelle case di riposo. Non è difficile, perché nelle case di riposo l'organizzazione sanitaria è gestita su parametri che la Regione dà. Basta stabilire su quei parametri quali sono i costi standard e decidere la percentuale che va in deduzione. Abbiamo parlato di alternanza scuola-lavoro, ci sono anche i tirocini formativi previsti per gli studenti universitari. Andiamo quindi a conoscere Giulia Dotta, una giovane studentessa trevigiana che una settimana fa si è laureata con una tesi proprio su Antenna 3. Sentiamo. Figure professionali e flusso di lavoro nell'emittente televisiva Antenna 3 Nord-Est. Questo è il titolo della tesi di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali della neodottoressa Giulia Dotta, 23 anni, di Maserata sul Piave. Una settimana fa la discussione all'Università di Pordenone. La studentessa, oltre ad aver illustrato la tesi, ha anche mostrato alla commissione un video girato e montato da lei stessa all'interno della nostra redazione. Tutto il processo dalla produzione all'emissione avviene nella sede trevigiana, dove sono presenti i reparti più significativi di tutto il processo televisivo. Giulia Dotta ha iniziato a conoscere il lavoro di un'emittente televisiva durante uno stage proprio ad Antenna 3. Ho svolto quindi un tirocinio universitario ed è stata un'esperienza molto motivante ed emozionante e unica nel suo genere. Durante quelle settimane in Giulia nasce l'idea di concentrare proprio sull'esperienza della nostra emittente la sua tesi. È stata una decisione inaspettata, appunto, date le grandi quantità di conoscenze che ho acquisito e anche la collaborazione di tutti i colleghi e appunto le persone splendide che ci sono all'interno di questa emittente. Nelle 58 pagine di tesi la studentessa ha illustrato dietro le quinte di una redazione giornalistica. Nello sviluppo della televisione
persone come una sua evoluzione, non come un mezzo che sta insomma per andarsene o morendo. Dopo la laurea, ora Giulia sogna un futuro nel mondo multimediale. Inevitabile parlare con lei delle polemiche degli ultimi giorni sull'alternanza scuola-lavoro. Le opportunità che ci dà insomma i vari tirocini e i vari stage possono appunto permettere a noi giovani di imparare cose nuove, ma addirittura penso anche per chi già lavora insomma imparare freschezza e aggiornamenti su vari insomma aspetti del lavoro. Possiamo sapere alla fine il voto dopo la discussione della tesi? Semplicemente posso riferire che tutta l'esperienza sia lavorativa che anche universitaria è assolutamente, secondo me, da 110 e lode. Uno sguardo alla programmazione, tra pochissimo torna 20:10, ospiti in studio di Nicola Zanetti saranno Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Nicola Finco, capogruppo della Lega Nord in Regione Veneto. Ed è tutto per questa edizione, come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore, arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Qualche disturbo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 12 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio però si accenderà l'instabilità sui rilievi del Bellunese e su quelli vicentini con qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 30 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e occasionali rovesci sui settori alpini, ma possibili anche sul Triestino. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 28 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità, con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.